Ci troviamo nella sede, in una delle sedi espositive della Fondazione Bevilacqua La Masa, che è un'istituzione del Comune di Venezia, e una sede che ospita una mostra personale di Michele Spanghero, che abbiamo deciso di interpretare come un'occasione per approfondire e conoscere il lavoro dell'artista, ma in modo molto ampio, partendo anche dai materiali di progettazione, dalle letture, dagli appunti, fino alle sintesi nei vari linguaggi che vanno dalla scultura alla fotografia, al video, all'installazione e anche al lavoro concettuale. In particolare il primo salone, che è anche il salone più importante con i due lampadari nel primo piano, è dedicato appunto a questi materiali che sono disposti in modo anche molto ordinato, per far vedere come la riflessione appunto sul suono e sull'immagine in realtà nasca da spunti che provengono da ambiti anche molto diversi, che sono la letteratura, la saggistica, gli appunti, le note a margine anche. E questo è un percorso appunto articolato che precede l'elaborazione, lo studio, anzi è stimolato a volte anche dalle opere che poi vengono realizzate, quindi fa parte proprio di un background culturale dell'artista. E da lì poi si parte per una riflessione su delle opere compiute, che sono quelle dell'ambito fotografico, dove la stanza dove ci troviamo, che è quindi una riflessione sullo spazio vuoto e sul tentativo di misurare lo spazio vuoto attraverso linee esistenti, quindi fotografie di spazi white cube, spazi espositivi o abitazioni. E quello che colpisce l'artista non è quello che c'è, ma come dire, è quello che non è visibile immediatamente. Quindi da una parte abbiamo appunto le architetture che diventano di fatto appunto inquadrate in un certo modo, tagliate in un certo modo, diventano poi delle composizioni, delle vere e proprie composizioni concettuali di linee, di forme, che poi disposte in questo modo, insomma anche variabili ogni volta a seconda della sede in cui vengono esibite. Sono collocate con spazialità diverse, quindi a gruppi, insomma, disposti in modo differente. L'idea dello spazio vuoto poi, che appunto dal punto di vista fotografico viene poi analizzata soprattutto nel cuore della ricerca di Michele, che è quella del suono e quindi del tema della risonanza, quindi la registrazione all'interno di spazi vuoti, che possono essere delle grandi cisterne piuttosto che appunto i teatri. E la mostra è di fatto, il cuore della mostra è proprio il lavoro sul teatro e sui teatri, dove abbiamo delle fotografie, delle sculture e poi un video appunto nell'ultima stanza che ragiona su questa questione appunto di come il suono in realtà possa servire a visualizzare l'architettura. Di fatto misura lo spazio vuoto architettonico, dipende in qualche modo da specificità architettoniche e progettuali dei luoghi in cui appunto si collocano poi queste azioni. Interessante perché poi il lavoro di Michele ha delle, come dire, si colloca in una tradizione culturale molto densa, molto intensa, per cui ci sono, non so, le anfore che sono collocate all'interno dell'installazione appunto dedicata ai teatri, oppure attraverso appunto anche la cultura musicale come nelle altre installazioni ad lib. Quindi Ad Lib introduce il terzo filone, diciamo, rappresentato qui nella mostra, riguarda questi dispositivi tecnici che si possono applicare al corpo umano e che generano appunto suoni o che comunque attivano possibili rumori, anche note, e comunque però rimandano alla metafora del corpo. Il lavoro recente, Spazi Infiniti, che è fatto di questi due gusci di noce con dentro delle protesi acustiche che emettono appunto un suono che è appunto un feedback tecnico di questo dispositivo, che interrogano appunto la questione dell'ascolto, ma anche la questione di quello che noi possiamo sentire e anche di quello che possono generare appunto questi strumenti, se rielaborati, se ripensati, anche ricollocati in una funzione diversa rispetto al tradizionale uso di cui se ne fa. E su questo dobbiamo ricordare anche il lavoro, uno dei lavori più vecchi di Michele presenti in questa mostra,
What You See Ain't What You Get, ed sono questi speakers che si muovono, vibrano perché c'è un suono che li attraversa, ma non sentiamo nulla, cioè i nostri orecchi, il nostro apparato uditivo non è in grado di sentire queste frequenze, che sono appunto gli 8 Hz, che sono frequenze fondamentali che riguardano appunto il campo magnetico terrestre, riguardano le sinapsi nel nostro cervello, ma anche alcuni appunto si inseriscono anche in una certa tradizione musicale come matrice da cui partire per elaborazioni più complesse. L'interrogazione dell'ascolto, quindi, alla fine, l'interrogazione dell'ascolto che sinteticamente viene rappresentata da questo disegno in cui l'orecchio esterno assume la forma di un punto di domanda che si trova proprio vicino a questo lavoro del 2011 di cui abbiamo parlato, e credo sia questa una delle sensazioni più forti che lascia proprio questa mostra. La mostra Tracks è stata organizzata dalla Fondazione Bevilacqua La Masa insieme alla Galleria Alberta Pane ed è in qualche modo la mia prima mostra antologica e quindi il percorso va un po' a racchiudere quasi 20 anni di ricerca in campo fotografico e della sound art. Salendo le scale della fondazione, la prima opera che ci accoglie è Double Negative, una scultura sonora del 2020 che contiene il suono del mio studio, e che però è stata filtrata attraverso le dimensioni della scultura, che è costruita in rapporto aureo, quindi in qualche modo le dimensioni ideali geometriche vanno a interagire con il suono reale registrato nello studio d'artista. E poi, entrando nel salone principale di Palazzetto Tito, ci si trova davanti la mia prima opera, almeno quella che in qualche modo considero la mia prima opera, che è un trittico fotografico dal titolo Difference and Repetition del 2005, in cui ci sono 3 lampioni dell'illuminazione stradale che entrano geometricamente e prospetticamente in dialogo con dei cavi dell'alta tensione elettrica. Questa immagine, che è stata colta per strada, che mi sembrava quasi una specie di spartito musicale, ha innestato tutta una serie di riflessioni sul senso del fare fotografia e sullo scopo in qualche modo anche dell'artista di andare a trovare e a scovare nella realtà dei dettagli che poi possono essere rielaborati e risemantizzati, cioè dargli un nuovo significato. E quindi in qualche modo quell'opera lì la considero un po' l'inizio del mio percorso. Lì vicino c'è anche un'opera del 2011 che ho esposto per la prima volta proprio alla Fondazione Bevilacqua, che è costituita da una colonna, diciamo, di altoparlanti che emettono una frequenza subsonica di 8 Hz, per cui la scultura non è udibile, cioè l'orecchio umano non riesce a percepire quella frequenza, e quindi diventa in pratica una scultura cinetica, e quindi paradossalmente una scultura sonora diventa una scultura cinetica. Infatti il titolo è What You See Ain't What You Get, quello che vedi non è quello che poi ottieni. Il salone principale di Palazzetto Tito contiene una raccolta di disegni, progetti, collage, maquette e altro materiale come libri, appunti, fotografie, disegni, che in qualche modo sono un po' la machine à penser del lavoro dell'artista, cioè rappresentano tutto il lavoro che sta alle spalle, tutto il lavoro progettuale di ragionamento che sta alle spalle dei vari lavori, e attraverso questi dispositivi abbiamo anche così in qualche modo potuto mettere in mostra i progetti di opere di grandi dimensioni che ovviamente non era possibile esporre all'interno di un palazzo veneziano, come ad esempio
Tune Volume e DA, di cui abbiamo 2 maquette, o l'installazione Listening is Making Sense, di cui abbiamo una maquette con dei bastoncini di legno. Sempre nel salone principale c'è anche l'opera più recente del 2023, realizzata apposta per questa mostra, che si intitola Infinite Space, che il titolo è una citazione dall'Amleto di Shakespeare, in cui lui dice potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e considerarmi re dello spazio infinito. Allora, partendo da questa citazione appunto teatrale, mi sono immaginato 2 gusci di noce che sono stati poi ricoperti di lamina d'oro, dentro i quali ho messo 2 protesi acustiche, 2 comuni protesi acustiche che si utilizzano appunto per le persone che hanno difficoltà d'udito, che però, stando all'interno di una teca chiusa in vetro, essendo molto vicine, le 2 protesi vanno in feedback, cioè creano un cortocircuito acustico tra il segnale che emettono e il segnale che ricevono, e quindi vanno in feedback, creando questo suono acuto molto forte. E il risultato è quindi che se uno vuole stare rinchiuso in uno spazio, come dire, da solo e si considerarsi il re dello spazio infinito, forse però alla fine va in cortocircuito con se stesso, le sue ambizioni in qualche modo deborda dallo spazio e manda in cortocircuito il sistema. Quindi in qualche modo è un'opera che va un po' in maniera anche scherzosa a prendersi gioco della citazione di Amleto. Nella stanza in cui ci troviamo invece è rappresentata un po' la mia ricerca fotografica con, diciamo, sono tutti progetti che ruotano attorno più o meno allo stesso anno, sono tutte opere che sono in qualche modo legate all'anno 2010, perché c'è la serie di fotografie Exhibition Rooms, che sono delle fotografie di grandi dimensioni scattate in musei o gallerie d'arte, in cui in qualche modo appoggiando la macchina fotografica a terra e quindi andando ad analizzare l'attaccatura tra pavimento e il muro, si va ad analizzare un po' anche il concetto estetico di White Cube teorizzato da Brian O'Doherty, e che è anche in qualche modo il luogo dove si crea in qualche modo il contenitore che crea l'aura poi delle opere d'arte. Questo progetto è cominciato nel 2007, è un progetto che va ancora avanti, ma era stato esposto per la prima volta nel 2010, e invece poi da questo progetto è nato, come dire, una derivazione più come dire, di sperimentazione fotografica, che sono le fotografie alle mie spalle. Si intitola Studies on the Density of White, una serie che appunto prosegue dal 2010 in poi, ed è una serie di fotografie in cui dettagli architettonici vengono fotografati, e il passaggio dalla tridimensionalità dalla tridimensionalità architettonica alla bidimensionalità fotografica trasforma queste architetture bianche in campiture geometriche di bianchi e grigi. E poi in questa stanza c'è anche una scultura sonora che considero abbastanza importante nel mio percorso di sviluppo artistico, che è 1 a 10.000, che è appunto una piccola cisterna metallica con un altoparlante sopra, che riproduce il suono registrato in una cisterna petrolifera abbandonata 10.000 volte più grande. Quindi in qualche modo la scultura diventa un veicolo concettuale per contenere uno spazio fisico molto più grande. E appunto da qua ho cominciato a lavorare su delle tematiche che poi sono rimaste diciamo costanti nel mio lavoro, cioè la tematica del silenzio, la tematica del vuoto e la relazione appunto tra suono e spazio e volumetria architettonica. In un'altra stanza c'è il progetto Adlib, che qui è presentato in una versione del 2020, che è una scultura sonora che viene un organo a canne che viene suonato da
da una macchina medica, da un respiratore polmonare automatico, e quindi è un sistema organico, quasi meccanico, in cui la macchina pensata per alimentare l'aria a dei pazienti malati, in questo caso invece fa funzionare un organo, ma un organo musicale. E nella stanza sono poi esposti lo spartito e i disegni del progetto, mentre nelle ultime due stanze la mostra è dedicata al progetto Monologue, un progetto che si è sviluppato dal 2014 in poi, che ha come centralità il teatro come luogo architettonico, ma anche come luogo in qualche modo simbolico per la nostra società. Io mi sono laureato in drammaturgia, quindi ho un trascorso in qualche modo di studi teatrali, e quindi il teatro per me è un luogo sul quale come dire, ho rivolto molte riflessioni, ed è un luogo al quale sono particolarmente legato. In questo caso sono andato in alcuni dei teatri più importanti della tradizione italiana, dal teatro all'Antica di Sabbioneta fino al teatro San Carlo di Napoli o la Fenice di Venezia, anche in alcuni casi entrati all'estero, come per esempio l'Lyric Opera House di Chicago. E che cosa ho fatto? Partendo dalla registrazione del silenzio dell'ambiente, della sala vuota, attraverso una stratificazione di registrazioni riesco ad eccitare le frequenze di risonanza della sala teatrale, e quindi ne esce una registrazione ambientale di un suono che è appunto in qualche modo la voce, nel senso metaforico, del teatro. E infatti il progetto si chiama Monologues non perché io faccia un monologo stando sul palcoscenico del teatro, ma quanto invece è esattamente l'opposto, c'è un ribaltamento. Io sono lo spettatore del monologo del teatro, in qualche modo il teatro che finalmente è lui il protagonista, è lui che parla, e io sono il suo spettatore. I suoni registrati in questi teatri vengono poi riprodotti all'interno di sculture, delle anfore risuonatrici, che sono un po' la sintesi tra due elementi. Nell'antichità Vitruvio, l'architetto Vitruvio, nel suo trattato di architettura parla dell'uso di anfore echea per amplificare il suono della voce degli attori nei teatri greci e romani. Non c'è evidenza archeologica di queste anfore, perché sono state probabilmente fuse, però alla fine dell'Ottocento un matematico tedesco, von Helmholtz, ha studiato il principio fisico con cui un corpo cavo risuona, e ha trovato la famosa formula di Helmholtz. E quindi lui ha creato pure anche dei risuonatori, che sono delle sfere di ottone con un beccuccio e un'apertura dentro cui entra il suono, e appunto la forma cava del risuonatore filtra le frequenze e ne esce una frequenza specifica. Quello che ho fatto è prendere la forma di un'anfora romana e fare una sintesi con invece la forma di un risuonatore di Helmholtz, e così sono nate queste sculture che in qualche modo contengono e riproducono il suono di ciascun teatro che ho registrato. Ed infine nell'ultima stanza ci sono anche i video registrati nel Teatro Regio di Parma, nella Fenice di Venezia e nel Lyric Opera House di Chicago, in cui in qualche modo viene sintetizzato il processo di registrazione, per cui il teatro dal buio e quindi dal silenzio piano piano si rivela con la luce, così come si rivela acusticamente man mano che la risonanza diventa sempre più udibile.